Buongiorno, bentornati alla nostra linea diretta. Siamo qui anche oggi per parlare del nostro Veneto, siamo qui anche oggi per parlare di territorio. Ne parliamo con Italo Perfetti, sindaco di Galliera Veneta. Buongiorno, grazie per essere venuto qui con noi. Grazie a te Ferdinando. Ti do del tè, che così mi trovo anche più a mio agio. Sì, sono il sindaco di Galliera Veneta. Allora, con i nostri sindaci, con gli amministratori del nostro territorio, stiamo cercando di capire da dove arriva questo nostro Veneto, che tempo sta vivendo e soprattutto dove vuole andare, perché la nostra regione, insomma, sappiamo, viaggia su gambe molto importanti, però ogni piccolo muscolo è formato dai comuni, dalla popolazione, da una serie di piccoli centri come quello di Galliera Veneta, appunto, che hanno delle necessità, hanno una storia e guardano al futuro. Sindaco, qual è in questo momento la necessità più importante dei suoi cittadini? La necessità più importante, che la noto anch'io come tutti i miei cittadini, è mettere in sicurezza nell'ambito stradale, perché in questi anni lo sviluppo anche economico ha fatto anche più richieste di viabilità, che questo ci manca abbastanza sul territorio. Stiamo facendo dei lavori sul territorio, sempre in collaborazione con la provincia, perché questi lavori di messa in sicurezza sono praticamente sulle strade provinciali. Stiamo quasi al termine di questi lavori. Uno si trova sulla via Roma, quasi in centro del paese, che abbiamo ripristinato circa 150 metri di pista ciclabile e pedonale, facendo anche qualche messa in sicurezza anche su una strada che abbiamo fatto un senso unico, che così va anche limitare qualche incidente su quell'incrocio che era molto pericoloso. Dopo abbiamo ripristinato sempre un'altra strada provinciale che è via Villetta con via Garda, viale Venezia, e il nostro confinante è il comune di Galliera Veneta. Anche lì abbiamo messo in sicurezza proprio un incrocio che c'era ma non era visibile. L'abbiamo fatto con delle strutture e anche dei dossi, con i pedonali, che così abbiamo anche limitato un po' la velocità. In più un'altra strada provinciale sulla via Statue, che lì abbiamo costruito sul manto stradale 6 dossi, ma sono quei dossi molto leggeri che non si sente rumori, ma se è a alta velocità si sente questo dosso, e questo è anche per dare anche sicurezza ai soccorsi stradali, che in caso di necessità non si trovano in difficoltà per arrivare anche a fare un'emergenza di un aiuto o qualcosa, perché bisogna anche tutelare sia una cosa e anche l'altra. Nei prossimi mesi c'è ancora la possibilità, e stiamo facendo dei progetti, di mettere a posto anche la via Roma, la parte est, e anche sulla parte ovest, che è una cosa importantissima, perché la parte est è sempre per dare meno possibilità al veicolo di correre. E sulla parte invece, la parte est, che è verso Cittadella, lì abbiamo intenzione di fare circa 600-700 metri di pista ciclabile, che ci sono ancora quei fossi, diciamo proprio in dialetto, di una volta, che la provincia, facendo un buon progetto, ci lascia anche fare, anche dei privati ci lasciano anche fare, costruire questa pista ciclabile pedonale. Molto bene. Che dà anche una possibilità, una visibilità migliore quando che entri nel paese, vedere anche qualcosa di pulito e ordinato. Inquadriamo al volo Galliera Veneta, siamo in Alta Padovana, abbiamo Cittadella da una parte, Castelfranco dall'altra, sopra c'è il Bassanese, siamo in un'area importantissima dal punto di vista dello sviluppo economico, delle potenzialità, siamo in un'area importantissima anche dal punto di vista delle infrastrutture, perché abbiamo parlato di 3 provinciali, però sappiamo che in quella zona, nella zona in cui abitate, vivete voi, il passaggio di mezzi, merci e persone è sempre altissimo, quindi va inserito il luogo Galliera Veneta in una situazione infrastrutturale più ampia. Come siamo messi da questo punto di vista? Allora, noi come attività produttive siamo messi bene, perché abbiamo proprio delle realtà eccellenti, conosciute anche a tutto il mondo. Una anche di queste è stata anche Lago Gastone, che ha partecipato come sponsorizzazione
alla gara ciclistica del Giro d'Italia. Dopo abbiamo altre ditte eccellenti, ma tutti sono in eccellenza, perché quando che dà posto lavoro a dipendenti e sappiamo che il lavoro porta dignità alle famiglie, questo deve togliersi il cappello e dare una possibilità anche di migliorare, perché ultimamente c'è anche tante richieste di ampliamenti e qui bisogna anche dare forma giusta, corretta, ma anche dare la possibilità di dare questo sviluppo. Abbiamo la strada regionale, Veneto Strade, sì, che è la 53, lì abbiamo proprio, il nostro paese viene proprio spezzato, però lì passa circa dai 25-26 mila automezzi al giorno e questo dà possibilità anche alle nostre attività produttive di avere la viabilità subito immediata, perché una si trova proprio circa neanche a 500 metri da questa strada regionale e le altre sono tutte limitrofe, però c'è una viabilità giusta e corretta. Sono sugli altri comuni che è un po' che non c'è proprio la viabilità, perché ci sono anche delle strade campagnole e lì passano anche dei tir e lì si dovrebbe intervenire, ma stiamo facendo anche questo con altri comuni, ci stiamo un po' organizzando per vedere e dare possibilità di una viabilità sia per i mezzi suoi, delle attività produttive, però anche a mettere in sicurezza i nostri cittadini che vivono. Ecco. È stata aperta da poco la pedemontana nel tratto compreso fra Bassano del Grappa e Montebelluna. Naturalmente c'era un tratto già esistente che è Malo-Bassano del Grappa. Comincia a essere importante questa strada perché non sono più quei pochi chilometri di qualche mese fa, comincia a essere un tratto che collega la Marca con il Bassanese. Galliera Veneta è interessata da questo sviluppo? Io penso di sì, perché le attività produttive che sono su tutti i territori necessita di queste strade, necessita anche per avere un sviluppo sulle sue aziende. Penso di sì che abbia un beneficio, anzi avrà un beneficio. Ecco, passiamo dall'asfalto ai cavi, dall'asfalto ai dati. Bisogna far viaggiare persone, mezzi e merci, però bisogna far viaggiare anche i dati. Il Veneto soffre in alcune zone di un cosiddetto gap infrastrutturale nel digitale, ovvero ci sono dei problemi, ci sono delle zone poco coperte, la banda, la fibra, insomma ci sono delle aree che fanno un po' fatica. Voi in quale situazione siete ora? Allora, noi Galliera sono circa copertura della fibra 80%. E anche quest'anno il nostro assessore, che ha avuto una bella idea per comunicare che noi sul territorio abbiamo la fibra, abbiamo fatto, ma soprattutto lui, un bando per i ragazzi di scuola, che noi avendo la fibra regalavamo un 200 euro di bonus. E lì c'è stato le richieste, ci sono state delle richieste e queste richieste le stanno anche adesso portando alla fine, che consegniamo i 200 euro dei lavori che hanno fatto. Spero che le aziende capiscano che questa è un'evoluzione che si deve fare e è un futuro che deve fare tutti, perché questo ci dà la possibilità di comunicare su un secondo, neanche su un altro stato, un altro mondo, un altro paese che è molto più lontano da quello che è. Però già così stiamo dando l'immagine di una Galliera che guarda il futuro, con un piede nel futuro. Abbiamo una situazione stradale importante che copre già le necessità delle vostre aziende. Abbiamo un'infrastruttura digitale che copre l'80% del territorio. Ci sono molte aziende importanti che addirittura chiedono alcune di poter ampliare. Vuol dire che c'è un forte appeal, potrebbe esserci un forte interesse da parte delle aziende nei confronti della vostra area. Sì, è vero questo. Ti faccio un esempio che il nostro territorio è piccolo, perché sono 9 km quadrati. Come abitanti siamo 7.120, però con tutto l'indotto che c'è, non ho mai fatto il conto, di dire la verità, però prendo 4-5 aziende, su queste 4-5 aziende siamo già sui 1.500 persone, vuol dire che sul territorio saremo minimo sui 4.000 persone, che porta lavoro e dà lavoro, e questo vuol dire
una bella cosa. Decisamente. Perché porta introiti anche da parte del comune. Questo. Anche perché, e qui magari entriamo in un tema contiguo a quello che abbiamo trattato fino adesso, quella che era partita come un'emergenza sanitaria, ovvero il coronavirus, si trasformerà in un'emergenza sociale, in un'emergenza economica. In un'area in cui ci sono molte imprese, molte aziende solide, che stanno bene, che guardano al futuro con le potenzialità di cui abbiamo parlato, magari possono essere mitigati i danni dell'emergenza coronavirus. Sappiamo che, ne parlavamo col sindaco, magari in altre zone ci sono persone che chiedono un aiuto, ci sono persone che chiedono un aiuto magari anche sanitario. Nella vostra zona le persone puntano molto all'occupazione, guardano molto alla stabilità dell'occupazione. Sì, è vero questo. Allora, penso come tutti sui comuni ci sono le richieste come buoni spesa, che siamo sempre stati presenti, però sono più richieste su questi ultimi 2 o 3 mesi di cercare lavoro, posto di lavoro. Se avessi la bacchetta magica le darei molto volentieri a tutti, perché vedo necessità e gli occhi che quando mi arrivano di bello non mi chiedono i soldi, mi chiedono un posto di lavoro. Vuol dire che quella persona ha dignità e non cerca denaro temporaneamente così, cerca un posto di lavoro. Però questo io anche mi do un po' da fare vedere se c'è qualche parte, qualcuno che richiedono, e infatti ho inserito anche un ragazzo, sarà neanche un mese fa, e questo mi dà anche soddisfazione, perché su tanti si può anche trovare un posto per qualcuno. Come ti ripeto, se avessi la bacchetta magica farei molto volentieri. Questa situazione ci conferma 2 cose che abbiamo visto, 2 fatti molto peculiari del Veneto. Da una parte un Veneto che non ha mai chiesto rimborsi, che non ha mai chiesto soldi a pioggia, ma che ha chiesto semplicemente di poter lavorare. Dall'altra un ruolo, quello del sindaco, che è cambiato in modo radicale. Siete diventati un po' il collo di bottiglia fra le esigenze della popolazione e le necessità calate a volte dall'alto, ovvero quello che i governi, la regione, lo Stato e tutti gli altri decidono per quello che può essere il bene comune. Com'è cambiato il suo lavoro, sindaco, negli ultimi mesi? Allora, io a maggio sono 2 anni che sono come sindaco. E i primi 6 mesi, 7, prima che arrivasse il Covid, era una cosa da sindaco. Adesso con questa pandemia è cambiato totalmente, non solo per me, ma per tutti i sindaci d'Italia. Tante volte si deve applicare quello che è dettato dalla legge, soprattutto dal DPCM, e lì non si può togliere, perché dopo la responsabilità è del sindaco. Cosa vuoi che ti dica? È molto faticoso, perché lì, e anche con i miei ragazzi, come amministratori e anche come dipendenti, posso togliermi proprio il cappello, perché hanno dato il massimo in questo anno e mezzo che siamo. Perché è cambiato, dico che è cambiato, ecco. È cambiato il suo lavoro. Come cambierà la normalità di tutti noi? Arriveremo probabilmente a una nuova normalità che avrà sì delle cose in comune con il passato, ma che sarà davvero, davvero diversa da una volta. Se lei avesse la bacchetta magica di cui mi parlava prima, che cosa darebbe per primo ai suoi cittadini adesso? Io darei la serenità, perché adesso ci vuole tanta serenità, perché con questa pandemia ha cambiato un po' anche la mentalità e soprattutto la insicurezza che adesso ci vuole. E io, come che è partita la pandemia, ho cercato di dare un po' di serenità per far vedere che ero vicino a loro, e ho trovato subito una ditta in primis con le mascherine, e lì mi sono adoperato subito, anche se non c'erano i soldi, da trovare i soldi per consegnare quei poche, perché non c'era possibilità di tanti, però quei pochi. E dopo neanche 4 giorni abbiamo cercato di quelle informazioni che arrivavano anche dalla TV nazionale, che abbiamo fatto un lavaggio stradale con certe particolarità di prodotti che erano enormi. E lì, sai, in quel momento pensi solo a come gestire questa cosa che
che è una novità per tutti, si anche può sbagliare, perché si può anche sbagliare, però in primis metto la sicurezza, e qui io l'ho fatto, e se lo dovessi rifare lo rifarei di nuovo, quel passaggio che ho fatto, senza proprio pensare una volta. Allora, apriamo una parentesi un po' più leggera rispetto a quello di cui abbiamo parlato ora. Voi, nel simbolo, nel vostro gagliardetto, diciamo, ci sono, mi sembra di vedere, due galli che si guardano, però sappiamo che a Galliera Veneta si cercano due cigni. Sì, due cigni. Allora, la Proloco mi ha detto proprio di dire in questa trasmissione che stiamo cercando due cigni. Chi ha due cigni da darci per il parco della Villa Imperiale, è un luogo bellissimo. Chi non c'è mai stato venga, perché veramente è bellissimo da passeggiare, e soprattutto c'è una natura che è bellissima, perché in questi 2 o 3 anni ci sono dei vari scoiattoli, ci sono vari anatre di passaggio, e in più è bellissimo perché c'è un percorso acqueo abbastanza importante, perché abbiamo gli altri che diciamo il Branteon, perché c'è Rogia Cappella invece il nome, e lì ci dà la possibilità di avere questo oasi che è molto bello, veramente bello. E in più dobbiamo ricordarci che quell'acqua è un bacino che dà forza alle nostre risorse di falda, che è quello importante, che dopo dà benessere e dà possibilità di avere dei bei orti, delle belle campagne, tutte quelle cose che l'acqua ci dona e ci regala. Quindi noi rilanciamo questa proposta, questa richiesta, due cigni per il parco di Galliera, e quindi ci pare di capire che Galliera non sia solo un luogo in cui si lavora, si muovono merci, si fanno cose, ma un luogo in cui anche si vive bene. Il sindaco ci ha parlato di serenità, ci ha parlato di un'unione, anche di una coesione molto importante a livello di comunità fra i suoi cittadini, e allora crediamo di aver dato una prima impressione molto importante. Sicuramente ci sarà modo di parlarne ancora del vostro territorio. Un'ultima battuta, c'è spazio per il turismo nella vostra area? Allora, turismo, noi abbiamo la nostra bellissima Villa Imperiale, e in più abbiamo un parco storico, e lì si può visitare, perché abbiamo Cittadella con le città murate, abbiamo Castelfranco con le città murate, abbiamo anche San Martino, che hanno una localizzazione delle motte. C'è da visitare, perché su tutto il territorio c'è qualcosa da visitare. A Tombolo per esempio c'è le paludi, e lì c'è anche un bel contesto di natura. È bellissimo, un bel posto anche quello. Vedremo più avanti, perché c'è una mezza idea come comune, sempre l'assessore della viabilità che ha in mente un qualcosa di fare quelle bici. Vedremo. Allora ci diamo appuntamento, ci facciamo un nodo al fazzoletto, ci ricordiamo fra qualche tempo di tornare a parlare qui a Linea Diretta di Galliera Veneta, magari meno di infrastrutture di lavoro, magari più di turismo, idee e proposte per il tempo libero. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra Linea Diretta. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo soprattutto Italo Perfetti, sindaco di Galliera, per essere stato nostro ospite. Grazie a te, Ferdinando. Torneremo a parlare di questo nostro Veneto, del territorio dei piccoli comuni che creano proprio questa rete importantissima che dona alla nostra regione tutte le sue bellezze, tutte le sue peculiarità, quindi state con noi, seguiteci. Buona giornata.